Buonasera, benvenuti al nostro consueto approfondimento Pineta Oggi Reporter. Vi faremo conoscere un personaggio di fama nazionale. Lui proviene dagli alti studi di filosofia. Mi riferisco a Diego Fusaro, che in esclusiva ve lo proponiamo su questa intervista. Ricordo, l'abbiamo raggiunto in occasione di un convegno in Veneto Orientale, precisamente a San Donà di Piave, il nostro servizio. Di Platone, la più nota e fortunata immagine del canone filosofico europeo, un'immagine come Platone stesso la chiama, non un mito, ma in ogni caso afferente alla dimensione che definiremo dell'inconcettuale, nel bel mezzo di una trattazione rigorosa, scientifica, che tocca temi di metafisica, i temi più alti legati alle cose ultime. Platone ci presenta nel settimo libro della Repubblica. Incontriamo con piacere nuovamente Diego Fusaro. Innanzitutto, come stai? Siamo qua, si procede per uscire dalla caverna, diciamo. Siamo in movimento. Anche noi dal punto di vista mediatico, oggi purtroppo è diventata la televisione italiana un monopolio, anche radiofonico, ma non solo, a scapito anche delle nostre frequenze locali. Possiamo dire che questo mainstream continua a dire che la società di oggi non ha alternative. Sì, direi che se Platone tornasse in vita e riscrivesse l'immagine della caverna, sul fondo piazzerebbe la scritta "There is no alternative", che è il messaggio umbratile che viene ribadito oggi di continuo, l'ideologia della assenza di alternative e quindi della inemendabilità del mondo dato. Questa è la grande ideologia neoliberale oggi imperante. E durante questo periodo della pandemia, poi il dopo pandemia, è nata una parola nuova, resilienza. Che significa secondo te? Io credo di aver fatto il solo libro, salvo errore, che non celebra la resilienza ma è contro la resilienza. Si chiama Odio la resilienza. Perché odio la resilienza? Parafrasando quello che Gramsci diceva degli indifferenti. Perché la resilienza è la presunta virtù di chi sopporta tutto, anziché cambiare le logiche del reale, cambia se stesso per sopportarlo meglio. Quindi è la virtù dello schiavo ideale. Oggi, rimanendo sempre in tema di media, si incomincia a sentir dire che Putin vuole prima o poi invadere l'Europa. Ma se Putin invaderà l'Europa accadrà perché l'Europa l'avrà a tal punto provocato da trascinarlo nel conflitto. A me sembra che sia l'Europa a volere il conflitto oggi più che mai, provocando la Russia e magari anche trascinandola nel conflitto. Chissà, forse l'Europa lo fa perché dietro c'è la longa manus di Washington che aspetta il divampare del conflitto per poi intervenire presentandosi come forza del bene, nulla di nuovo sotto il sole. Chissà, però non mi pare che sia come viene raccontata la questione. Il caso Iacchetti? Iacchetti è un simpatico comico che ha avuto il coraggio di abbandonare per un attimo i panni del bravissimo comico com'è e di rivelarsi anche un grande uomo, oltre che un grande comico, perché ha avuto la schiena dritta per dire quello che pensa e che è scomodo dire oggi. E quindi onore a Iacchetti, è la prova che tutti gli esseri umani, non solo i politici, non solo quelli che di professione si occupano della critica, ma anche le persone che abitualmente vediamo in altri ruoli, sono in grado di avere prese di posizione coraggiose con la schiena dritta, quindi tanto di onore a Enzo Iacchetti. Sì, concordiamo anche noi al 100%, anzi al 1000 per 1000. Senti, dico un'altra cosa ancora, l'informazione oggi in Italia come la vedi? Non la vedo in realtà, perché vedo molta disinformazione chiamata però informazione dei professionisti dell'informazione, ma a mio giudizio quella che viene chiamata informazione in massima parte è propaganda funzionale alla perpetuazione del sistema capitalistico americanocentrico, per dirla in una formula sintetica, ma spero non inefficace. Cosa possiamo dire alla gente, ai nostri radioascoltatori, telespettatori, un consiglio per come potersi difendere un po' da questa situazione? Purtroppo l'alternativa delle TV locali poteva essere un esempio, no? Quindi di concentrarsi sul nostro territorio, quindi valorizzare il nostro territorio, però ahimè queste emittenti locali stanno sparendo sempre di più.
Sì, per fortuna ce ne sono alcune che resistono e quindi suggerirei di rivolgersi a queste emittenti per avere magari un'informazione più libera e meno dipendente. E poi per dare un consiglio richiesto in questo caso, consiglierei con le parole del filosofo Adorno questo imperativo: che resti sempre in voi qualcosa di inconciliato. Grazie Diego, tante cose, grazie infinite. Grazie a voi, un caro saluto. Riprendiamo da studio, termina qui Pineta Oggi Reporter. Ringrazio Diego Fusaro per l'intervista che ci ha concesso, grazie anche a voi che ci avete seguito e vi ricordo un'altra cosa ancora: per voler ricevere il segnale di Idea Plus TV per quanto riguarda tutto il territorio nazionale dovete scaricarvi la app che si chiama InTV. La potete scaricare sia sul vostro smart televisore altresì sul vostro cellulare. Grazie per averci seguito e buonasera.